Salve a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in questa puntata di Archivio Jedi, la quarta di questa quinta stagione. Con me, come sempre, il nostro CF. Ciao CF, grazie per essere Ciao, qui stasera. ciao, buonasera a tutti. E, e iniziamo come sempre a salutare la chat per chi appunto ci sta seguendo in diretta e a ricordarvi che poi la puntata sarà anche disponibile sotto forma di podcast nelle prossime ore, insomma quando finisce la carichiamo subito per chi appunto non avrà la possibilità di seguirci magari interamente stasera in diretta. Intanto, prima di salutare, notate che finalmente abbiamo le felpe, non moriamo di freddo a fare a fare le dirette a dicembre e in magliettina. Copertina sulle gambe. Un grande classico. Allora intanto, un grande ringraziamento a Stephanie che si è abbonata, scusate, al nostro canale YouTube, è diventata anche lei una vera Jedi, per cui grazie mille, Stephanie dell'abbonamento. Un saluto Grazie. a Raghi e ad Alessandro, i nostri abbonati. Un grande grazie a Christian, nostro abbonato, che ci ha anche donato 2 €. Grazie mille Christian, come sempre. Un saluto a Giovanni, Dardand, Andrea, Gabri 474, a Jabba the Jack, anche lui un abbonato, Gabri anche lui abbonato, Lorenzo, Jose, Gianluca Trevisan, Vere Guerre Stellari per tutti, Mattia Campos anche, ciao Mattia, buonasera, e Riccardo, anche a te. Insomma, siamo già un bel gruppettino, come sempre. Questo è il nostro un po' appuntamento fisso ormai, in cui ci dedichiamo a tutte le uscite dello scorso mese, quindi del mese di novembre. Questo mese rispetto a la scorsa puntata, l'episodio di Archivio Jedi è arrivato un po' più in là nel mese, perché a ottobre cos'era? Scusa, a novembre era tipo l'8 novembre, una cosa del Sì, genere. Invece questa, come dire, questa puntata siamo un po' più in là, però magari avrete avuto modo di leggere un po' di più i libri e fumetti usciti lo scorso mese, che non sono tantissimi, ma devo dire neanche pochi. Facciamo anche un unboxing perché oggi è arrivato un pacco da Panini che non mi aspettavo, per cui ho detto: Sapete cosa facciamo? Facciamo direttamente l'unboxing in diretta, che non vedrete perché ho una videocamera soltanto, e quindi tireremo fuori i fumetti dal pacco. Io inizierei, CF, se sei d'accordo, a fare il recap, no, delle uscite del mese passato, quindi andiamo a vederle velocemente e poi iniziamo a parlarne più nel dettaglio. Vi anticipiamo già che l'approfondimento di oggi non sarà su un'opera unica, ma cercherà di, diciamo, avvicinarsi a 3 diverse opere uscite il mese passato, perché vogliamo parlarvi un po' di come si può, oppure come sarebbe meglio non non. innovare, esatto, innovare in Star Wars, ovviamente nel lato cartaceo della forza, prendendo 3 esempi diversi. Un esempio ovviamente è l'Alta Repubblica, quindi un'innovazione di era. Un esempio è il manga delle leggende di Luke Skywalker, che è un'innovazione in stile e in forma, e l'altro esempio invece è Infinità, che invece è un'innovazione, diciamo, di trama, perché è un what if. Quindi 3 aspetti diversi, però sempre nel contesto di qualcosa di diverso dal solito. Esatto. Però appunto prima recap delle uscite, commento a tutte le uscite, intanto mettiamo anche dentro l'unboxing magari prima del commento, e poi approfondimento, come sempre. Allora, iniziamo con I segreti dei Jedi, che tu, PF, dovresti avere, perché a Sì. me non è arrivato quello, per cui non l'ho ancora recuperato, o non mi è arrivato. Eccolo qua, I segreti dei Jedi. Ci dici qualcosa di più magari tu, visto che io non ce Allora, l'ho? Il segreto dei Jedi è la pubblicazione gemella del Segreti dei Sith, uscito il mese precedente, inteso come ottobre, quindi abbiamo, tra l'altro in contemporanea, ricordiamolo che questo è un punto assolutamente a favore per Panini, che ha portato i Segreti dei Sith in contemporanea. I Segreti dei Jedi invece è di circa 2 anni fa, è antecedente a episodio 9, e questo è, ne parleremo meglio dopo, è forse il suo difetto principale.
È una sorta di more of the same dei Segreti dei Sith da un certo punto di vista. Si concentra, come dice il nome, sul lato chiaro, quella che è la forza, i Jedi, andando a coprire, diciamo, in 32 pagine, che non sono tantissime, quelle che sono, diciamo, la filosofia Jedi, come si evolve dal periodo della trilogia prequel, quindi senza contare l'Alta Repubblica, e sottolineiamolo, arrivando fino a episodio 8, perché il libro è scritto da Luke mentre Rey si addestra o si è addestrata, quindi poco prima di Crate, sul pianeta Acto. È illustrato da sempre da Sergio Gomez Silvan, scritto da Mark Sumerak, illustrazioni di ottimo livello, non fatevi trarre in inganno da quello che quello che è il risicato numero di pagine, perché sono 32, però come potete vedere le illustrazioni sono davvero bellissime. Ha molti inserti pop-up, un po' di interattività in quanto ha una piccola scheda con i caratteri Aurebesh, quindi ci sono delle frasi da tradurre volendo, quindi super consigliato. Tra l'altro, un'eccezione, possiamo dirlo, costa meno che in lingua originale. Solitamente queste cose non accadono, invece un altro pregio di questa coppia di pubblicazioni è dovuta al prezzo, che lo rende secondo me un regalo ottimo per Natale, in quanto non è narrativa, ma è semplicemente contenuti, seppur abbastanza superficiali per un esperto, ma che comunque possono rappresentare un'ottima idea regalo. Sì, probabilmente se poi magari lo abbinate ai Segreti dei Sith, secondo me viene un bel regalo, cioè la coppia di libri è proprio, secondo me, una bella accoppiata, appunto. Magari questo da solo un po' più debole rispetto ai Segreti dei Sith, proprio per tutte le domande che abbiamo detto prima, però sicuramente è valido. Riccardo e Antonio ci hanno fatto un paio di domande a cui risponderemo tra qualche minuto quando finiamo il recap delle uscite. L'11 novembre invece è uscito L'Alta Repubblica volume 1, Non c'è paura, quindi il cartonato che racchiude gli spillati ecco, tu hai anche l'edizione corretta, che racchiude i primi 5 albi che sono già usciti in spillato della serie a fumetti di The High Republic della Marvel, quella scritta da Cavan Scott, disegnata da Arion Indito e in questi numeri ancora colorata da Annalisa Leoni. Importante sottolinearlo, in questi numeri. Assolutamente sì, perché poi purtroppo cambia il colorista, però insomma, questi sono davvero stupendi da vedere anche grazie ai colori di Annalisa. E che tra l'altro abbiamo anche intervistato per la seconda volta, molto di recente, nella nostra conferenza che abbiamo tenuto a Book City Comics, Book City Milano 2021 al Wow Spazio Fumetto. È stata una conferenza super divertente, bella anche da organizzare. Io avevo anche un po' di ansia perché ho dovuto diciamo leggere in pubblico proprio alcuni brani dai romanzi, però ve la mettiamo qua in chat se la volete recuperare più tardi, magari dopo la diretta, potete vedere un po' qualche dietro le quinte ed anche dell'intervista con Annalisa. Quindi se avete già letto gli spillati, queste sono le stesse storie. Il volume è da leggere tendenzialmente prima di Si alza la tempesta e dopo La luce dei Jedi e anche dopo Nell'oscurità. Esatto, e vabbè, anche dopo una prova di coraggio, essenzialmente, perché comunque si rivedono, anche se in maniera minore, alcuni personaggi comparsi essenzialmente in tutti questi romanzi. Quindi assolutamente consigliato questo, e poi ne parliamo appunto in maniera un po' più approfondita dopo. E il volume costa, se non sbaglio, 16 euro. Sì. Esatto, è un volume cartonato, quindi per questo formato siamo tornati al cartonato, è molto bello. Purtroppo ha la costina nera e non dorata, però è bello uguale. E soprattutto a me la copertina fa impazzire e devo dire che in cartonato poi merita Falso molto. perché. Esatto. E sempre l'11 è uscito Star Wars 9, quindi il nono spillato della serie 2020 che racchiude Star Wars 2020 e Darth Vader 2020. Come sempre non ne parliamo in questo episodio di Archivio Jedi, quando usciranno i volumi di queste serie ne parleremo, proprio perché sennò è un po' difficile parlarne, diciamo, di mese in mese, il singolo numero ci sarebbe anche un po'
poco da dire. Quindi teniamo sempre questa regola dei volumi. Poi magari faremo un'eccezione quando uscirà War of the Bounty Hunters, però vediamo. Un saluto a Gab intanto, che anche lui adesso tra poco deve andare in live, e ci recupera poi dopo, quindi un saluto a Gab e a tutti i ragazzi di Empira, che tra l'altro stasera parlano di Eclipse, se non sbaglio, Sì. con Deboz tra l'altro, per cui un saluto a tutti i ragazzi di Empira e a Deboz. E il 18 invece novembre è uscito, non ho l'edizione giusta perché ho l'edizione Gazzetta, però ve lo faccio vedere lo stesso, Infinità volume 2, un altro ritorno dello Jedi, che è Grazie a Dio con cover buona stavolta. esatto, che è però tu hai l'edizione 100%, questa sappiamo che l'edizione Gazzetta è nettamente superiore. E un altro ritorno dello Jedi, Infinità volume 2, è il what if del ritorno dello Jedi, quindi che cosa sarebbe successo se in questo caso, se non sbaglio, è se fosse esploso il Il detonatore galeone con... esatto, Mhm. e il E poi detonatore alla fine... termico oppure il galeone, Sì, e vabbè, poi c'è il il detonatore del finale. galeone. Comunque con Jabba all'inizio proprio. Esatto, anche perché voglio dire, quello è il momento un po' dove puoi cambiare le carte in tavola, perché sennò poi il film è finito. E poi contiene anche tutte le storie di Tag e Bink, che sono una Quasi sorta tutte. di... Non le contiene tutte No, il perché 100%? ce ne sono alcune su anche, dentro, compariranno dentro i racconti. Mi Ah, pare che ce vabbè. ne fosse uno però che un arco narrativo che non ci fosse. Vado subito a controllare. No, Ce secondo ne me ci sono... sono... Tag e Bink sono morti, Tag e Bink vivono, il ritorno di Tag e Bink, e Tag e Bink, la vendetta della minaccia clone. Allora chiedo Dovrebbero ammenda essere, se ho dovrebbero sbagliato. essere tutte. Comunque Mhm. sono non dei what if, però insomma dei fumetti al limite tra il what if e la parodia, poi ne parliamo un po' più in dettaglio dopo, Mm. che seguono tutte le vicende della saga di Star Wars dal punto di vista di due scapestratti che sono questi personaggi di Tag e Bink. Tra l'altro sono anche tornati, diciamo, tra virgolette, canonici, perché dovevano essere inclusi in una scena tagliata di Solo a Star Wars Story, come i due ufficiali che se non sbaglio introducevano Han all'Accademia Sì, ricordiamo che sono imperiale. canonici, anche se tagliati, perché Sì, compaiono nella visual guide di Solo. Nell'ultima esatto. pagina, nell'indice, compaiono, quindi prendeteli per buoni. Poi, sempre il 18 novembre, è uscito il settimo Spillato dell'Alta Repubblica, anche qui discorso come prima, ne parleremo quando uscirà il cartonato dell'arco narrativo, mentre invece il 25 novembre è uscito il secondo romanzo per giovani lettori dell'Alta Repubblica, cioè Corsa, scusate, Corsa alla Torre Crash Point. Anche questo dovrebbe averlo CF perché è anche la mia copia in realtà. No, no, questa è la mia, questa è la Ah, mia, questa è la tua, ok. questa è la mia. Ci dici tu allora qualcosa su Corsa alla Torre Crash Point? Intanto io Beh, recupero la voce. ricordiamo che è il romanzo per l'età, diciamo, i lettori più giovani, quindi la fascia più bassa di età, o analogo a quello che è Una prova di coraggio di Justin Ireland della prima ondata, della prima fase, scritto da Daniel Oseholder, che ha portato in Italia anche, è stato Last portato Shot? da Mondadori Last Shot, esatto. Il formato è sempre piccolino, il costo 20 €, ambientato su Valo in contemporanea con la Fiera della Repubblica. È un po' particolare, ne parleremo meglio dopo. Diciamo che, almeno per me, adesso è l'opera forse un po' più debole del ciclo. Comunque Concordo, interessante concordo. perché introduce nuovi personaggi, recupera dei vecchi, in particolare quelli della serie proprio Avventure, scritta dallo stesso Daniel Oseholder, e quindi ne parliamo meglio dopo, dai. Però appunto ho confermato il formato più piccolino dedicato come a una prova di coraggio, sempre Esatto. cartonato e rigido ovviamente, con illustrazioni, ricordiamo, a colori alla fine. E sempre il 25 novembre è uscito il nuovo manga di Star Wars, cioè Le leggende di Luke Skywalker, il manga, un adattamento, sebbene parziale, del romanzo della raccolta di racconti di Ken Liu, già uscita per Mondadori nel 2019, immagino, 2018. Grazie CF per Non aver si può. subito puntualizzato. Ehm,
Il manga adatta 4 racconti presenti all'interno del romanzo, che tra l'altro è uno dei pochi romanzi Mondadori ancora disponibili su Amazon, tranquillamente con consegna Prime, per cui se volete recuperare il romanzo fatelo, anche perché secondo me è l'edizione più bella che ha fatto Mondadori, perché ha i bordi delle pagine, alcune colorati, le illustrazioni a colori, insomma è super Sì. ben fatta ed è anche un bel mattonazzo, perché la costina poi rossa, insomma svetta in libreria, quindi io ve lo consiglio quantomeno il romanzo. Sul manga diciamo che non è forse il manga migliore di Star Wars che sia uscito, ecco. La particolarità del romanzo e quindi anche del manga è che presenta alcune storie su Luke Skywalker che non sono per forza avvenute come le leggiamo, perché appunto sono delle leggende, no? Qualcosa che viene raccontato un po' all'interno della galassia, e questa cosa un po' secondo me si perde nel manga, ma appunto ci torniamo poi dopo un po' più nel dettaglio, perché le uscite sono finite qui. E ricordo un ultimo dettaglio sul manga, che ne parleremo anche dopo, è all'occidentale. Questo, a differenza di Lost Stars, è stampato all'occidentale, quindi si Sì, legge da sinistra a esatto. destra. Ed era così anche in lingua originale, per cui non pensate che sia un errore o come dire, una svista di Panini, era proprio così in originale, per cui e credo che sia così anche The Edge of Balance, il manga Misteri dell'Alta dell'editoria. Repubblica. Sì, esatto, insomma, questo è qualcosa che poi non conoscendo bene il mondo dei manga io non so bene. Ma Eh, sbilanciamoci pure. allora, Sbilanciamoci. io ho qui, direi di farlo adesso, il Mhm. pacco che mi ha mandato Panini, che vedete tutto sfocato perché ho la messa a fuoco manuale e quindi sono a fuoco soltanto io. Lo vado ad aprire con le forbici con la punta arrotondata, non sembra ma lo sono, e vediamo che cosa ci ha mandato, sperando che sia... cioè, immagino che sia in tema con la settimana, visto che è uscito soltanto il volume di Classic, cioè è in tema con la puntata di Archivio Jedi, visto che settimana scorsa è uscito soltanto Star Wars Classic, per cui... Io provvederò a intrattenere musicalmente gli spettatori nel mentre. Attento a non fare come alla live del May the 4th, che poi che ci hanno demonetizzato la live perché... Date le quote in chat, ragazzi, su cosa c'è dentro il pacco. Esatto, allora, adesso dovete indovinare. Chi indovina vince, chi indovina che cosa c'è, vince un segnalibro della timeline del canon. Poi ci scrive su Facebook, un'email o quello che volete. Il primo che indovina quello che c'è dentro vince un segnalibro, lo spedisco io, giuro personalmente. Il contest così inventato all'ultimo. Adesso... Spedizione, ovviamente, pacco ordinario 9 euro. Celere. No, spedizione posta 4, ovviamente. Allora, c'è un sacco di carta. Deraghi, che cosa provi? Che tu Che famo. hai avuto il segnalibro prima di tutti. Carta, ancora carta. Allora, ancora qualche tentativo. Gianluca No? vola con la fantasia, secondo Il, me, can- cose cartone- neanche annunciate. Sì. il cartonato Star Wars 2020 sarebbe bellissimo, ma faccio prima probabilmente a comprare tutti gli spillati e portarli in In rilegatoria. rilegatoria, sì. Allora, iniziamo a estrarre il primo, poi ci sono due cose, per cui inizio a tirare fuori il primo, poi vediamo anche il secondo, se almeno una cosa la prendete. Allora, il primo è Delizie da una galassia lontana lontana, che è il cookbook ufficiale pubblicato quest'anno da Panini Comics, è tutto a tema baking, quindi diciamo tutti i dolci o stuzzichini salati che potete fare nel forno, per cui non ci sono tutte ricette diciamo panificati o simili. E ne abbiamo già parlato un po' più nel dettaglio nella scorsa puntata
di Archivio Jedi, per cui vi invito a recuperarla sia sotto forma di video qui su YouTube che come podcast, se non l'avete già fatto. Il ricettario secondo me è molto carino, soprattutto anche come regalo. Le ricette sono un po' più discutibili, ce ne sono alcune che sono davvero delle americanate, sia come ingredienti che come combinazione di ingredienti, ma alcune sono molto carine. Io ne ho segnate un paio che vorrei realizzare e vorrei soprattutto girare mentre le realizzo. Non ho avuto purtroppo tempo perché non è facile girare un video di cucina, non è banale, però insomma prometto che durante le ferie natalizie, quando avrò un po' più di tempo, dovrei riuscire a fare i panini di Yoda e quindi poi parlarvi anche un po' più nel dettaglio di questo libro. Questi sono i panini di Yoda, per cui faccio uno spoiler della ricetta. Più che altro Allora, tagliare tutte le imprecazioni legate alla cucina, è quello il problema nel montaggio. no, io in cucina Bravo. mi diverto molto e mi appassiono molto, sono anche abbastanza, cioè se sono io a fare le cose e le faccio come voglio io, sono molto tranquillo e rilassato. Se le fa qualcun altro, non come voglio io, invece no. Quindi è così. Allora, avete ancora qualche tentativo? Qualche Un secondo? indizio, è Un in- qualcosa già uscito. Ragazzi, non ci mandano la roba prima. esatto, non ci Sì. mandano la roba. È qualcosa di cui parliamo in questa diretta e che io non ho. Quindi se ci avete seguito negli scorsi minuti, più o meno potete andare a tendini. È qualcosa di uscito nel mese di novembre, di cui abbiamo parlato quindi poco fa, e che io non ho non ho, appunto, in questo formato. Non ho in questo formato. Ecco, dai, vi ho detto quasi tutto. Quindi, Fortezza oh, Vader. no, abbiamo Bruna che ha indovinato perché non c'è paura il cartonato. Però Bruna, tu il segnalibro ce l'hai già, per cui mi hai risparmiato Il il primo che viaggio. scriverà "non c'è paura" vincerà il segnalibro. Esatto, che non ce l'ha già, vincerà il segnalibro. Che tra l'altro vi ricordo il segnalibro, cioè se ci state seguendo e non siete già iscritti alla nostra chat Telegram, il segnalibro lo potete tranquillamente scaricare lì e potete stamparvelo a casa o in ufficio, insomma dove volete, tranquillamente. Vi lascio qua il link in chat, così potete iscrivervi alla nostra chat Telegram. E il cartonato di Non c'è paura, per cui grazie mille Panini, perché non l'avevo ancora preso, non c'era in fumetteria, mi ero anche dimenticato di ordinarlo, a dirla tutta, per cui sono super contento di questo arrivo e strabello il cartonato. Partiamo con Volevo quello, direi, a questo punto. controllare una cosa, sì, hanno anche messo i bozzetti, che bello. Stupendo, bellissimo. Partiamo con questo, sì. Allora, inizio io. Allora, nonostante un primo numero forse un po' deboluccio dell'arco narrativo, perché molto introduttivo, devo dire che l'arco narrativo, l'ho riletto poi in questi giorni, diciamo tutto insieme, tutto di fila, è super avvincente e a me è piaciuto molto. Probabilmente l'aspetto migliore rimangono comunque i disegni e i colori, cioè quelli, ci sono alcuni numeri, alcuni momenti in cui davvero hai anche l'impressione di star leggendo qualcosa di diverso, cioè qualcosa di più alto rispetto allo standard dei fumetti di Star Wars, e questa cosa mi è piaciuta molto, cioè è proprio un fumetto bello da vedere, bello da sfogliare. E aver letto adesso tutto in una volta l'avventura e la storia me l'ha fatta anche un po' rivalutare, cioè funziona molto bene così tutto di fila, anche il percorso di Skir, che non scendiamo in troppi spoiler in questo momento, però anche il percorso di Skir l'ho vissuto un po' meglio rispetto che a leggere i singoli numeri. E Kiev mi ha convinto di più alla seconda lettura che alla prima, e il pezzo, direi, secondo me il pezzo forte è appunto il rapporto tra Kiev e Skir e l'azione e i disegni, insomma quelli incredibili. C'è una citazione che vorrei leggere, perché secondo me è una delle più belle citazioni dei Jedi, ma di Star Wars in generale, che è la citazione cioè il discorso che fa Skir a Keith Trennis nel suo addestramento, è un flashback su Kirima, no? 6 anni prima, quindi delle vicende,
E c'è Skir che dice questa cosa a Kiv, dice: non ci sono scorciatoie sul cammino della luce, lottiamo, riproviamo, riusciamo. E secondo me questo è un messaggio, cioè, bellissimo, cioè qualcosa davvero che mi ha personalmente colpito proprio abbastanza nel profondo, ed è secondo me un messaggio bellissimo che comunque permea un po' tutto l'arco narrativo, nonostante i Jedi siano messi in seria difficoltà, cioè soprattutto Skir, che appunto abbiamo già conosciuto nella luce dei Jedi, anche se solo vagamente, e qui lo vediamo in tutte le sue difficoltà. Ed è bello anche tutto il discorso del rapporto tra maestro e apprendista, che non è più un rapporto tra maestro e apprendista, quindi si è evoluto in qualcosa di nuovo, ma i due non sanno come gestirlo, perché appunto non sono più maestro e apprendista, e il non parlarsi poi causa anche tutta, come dire, causa in Skir tutto uno sviluppare il suo disagio e la sua problematica ancora in maniera più accentuata, quindi questo mi è piaciuto molto. Poi non so se tu hai ancora qualcosa da aggiungere tra cosa ti è piaciuto o cosa no, insomma. No, beh, i caratteri principali li hai detti tu, scritta da Cavan Scott, penso che non ci sia nient'altro da aggiungere, quindi autore di capolavori come Dooku Jedi Lost e anche Si alza la tempesta. Abbiamo ottimi disegni, ottimi colori. Facciamo anche un plauso un attimo e un ringraziamento ad Antonio David Alberto, il traduttore, e anche a Marco Ricompensa, perché hanno colto qualche piccolo suggerimento che avevamo cortesemente inviato, quindi non è una cosa da poco. Quindi li ringraziamo entrambi. Complimenti all'edizione anche per l'attenzione per il personaggio non binario, Terek e Seret, mi pare si chiamino. Sì, Quindi esattamente. personalmente non Che sono un esperto. Il 3 non mi piace tanto, avrei preferito magari un Lashva, ma questi sono dettagli. Però comunque c'è attenzione nel voler rendere la natura del personaggio, che esatto, ricordiamo non era nota dal al primo primo numero, numero, cioè, perché non quindi non compaiono sape- essenzialmente. chi ci ha lavorato non sapeva, ma se non sbaglio il fumetto, lo spillato era già andato in Se non stampa, sbaglio, non si sapeva ancora che era non binario perché l'hanno loro detto l'hanno per cambiato in il corsa. Pride, per Esatto, esattamente. quindi Quindi non era una loro cosa che si l'hanno. sapeva a priori. Esatto, cioè Panini l'ha cambiato in corsa, però ce l'ha fatta e Mm. secondo me soluzione molto riuscita, cioè all'inizio magari fa un po' strano, soprattutto perché il carattere Sì. che il font proprio utilizzato all'inizio la Shua non sembra neanche una Shua, sembra più una chiocciola disegnata male. Siamo abituati a leggere la Shua con dei caratteri un po' più tipo un Times, News Roman, insomma un carattere già un po' più definito, invece questo è un carattere in stile comics e quindi un po' più strano, però secondo me è ottima scelta, bene averlo mantenuto, comunque sono tutti passi in avanti verso un tipo di linguaggio a cui comunque dobbiamo abituarci, cioè più che dobbiamo è giusto abituarci, e ovviamente è normale avere un sacco di opinioni contrastanti su questo tema, però bisogna sicuramente fare dei passi in avanti e se continuiamo a parlarne e non si fanno i passi non andiamo da nessuna parte. Quindi bene prendere delle decisioni anche se controverse, però prenderle. Quindi super, super apprezzata anche questa cosa. E, boh, un piccolo spoiler, poi insomma, dai, ormai è passato oltre un mese. Abbiamo Hutt contro Jedi contro Drengir, non ho mai capito come si dicono. Io dico Drengir, Ah, ok, con, o con io la G, Drengir. con la Boh. G dura e l'accento su l'accento sulla E. Quindi abbiamo un Dentro Tutti che è molto figo da vedere, perché possiamo dirlo, queste sono le vere guerre stellari che vogliamo. E ricordiamo, è forse l'unico arco narrativo, il primo arco narrativo basato su 5 numeri invece che 6. Forse sono cambiate le cose per il Covid in corsa, non si sa, però appunto sono 5 numeri e non 6 questo primo arco narrativo. Sì, Un po' no, allora atipica. credo che qualche cosa ci sia stata in Star Wars, c'erano anche archi narrativi magari da 4 e poi un mini No, ma arco dico il narrativo da primo arco, 2. quello iniziale. Ah, quello iniziale Sì. da 5 in effetti no, ma più che altro perché il sesto numero è molto di raccordo tra il primo arco narrativo e il secondo arco narrativo e si collega anche a Si alza la tempesta, per cui credo che sia un po' questa la vicenda.
Tra l'altro fanno il ritorno anche dei personaggi noti, c'è Vernestra Rouault, che abbiamo conosciuto in una prova di coraggio, che utilizza anche la sua frusta laser in questo fumetto. Non sembra, perché sembra un grosso fendente, ma in realtà si vede che è attivata in modalità frusta. È bellissima anche lo spiegone dei Drengir, perché, cioè, parentesi, gli spiegoni sono belli se fatti Punto. bene. No, punto. Punto. Però il Punto. momento spiegone qualche volta ci sta, queste cose lasciate nel non detto, io non ne posso più. E invece avere la pagina, spoiler, la Sì. pagina così, con tutta la storia dei Drengir, per quanto riassunta, per quanto raccontata, narrata, però ci metti 2 spade laser rosse, un paio di cose misteriose, ti ricolleghi a Nell'oscurità? nell'oscurità, e quindi grazie Cavan Scott per aver realizzato le vere guerre stellari, perché cioè, nel senso, questo è proprio lo spiegone che io mi aspettavo e che desideravo anche. Non è sufficiente, cioè nel senso, non è non è completo come spiegone, però è un solido primo step su cui poi continuare a costruire la lore. E se hai, cioè chi è in pari con i fumetti americani sa che ci saranno altri momenti del genere, per cui non, come dire, Cavan non delude sotto questo aspetto. Ha mai deluso? No, no, mai, assolutamente. Forse potrebbe essere in un'altra opera che non penso arriverà in italiano. Una Quello no, di ma non Life Day Treasury. sì, no, i suoi racconti sono fighi, quello degli Ewok dai, è bello. Ne ha Si parlato nella perdona sua tutto. newsletter di oggi, tra l'altro. Mh-mh. E insomma, poi il finale del fumetto è abbastanza, cioè è un bel cliffhanging, secondo me, anche se, vabbè, in parte spoilerato forse dalle copertine dei prossimi fumetti. Non mi sembra che tu te lo fossi spoilerato come continuava. Boh, Mm, quello recentemente sì, quello recen esatto, però boh, vabbè, son passati quanti? 7, sì, 8 vabbè, numeri, quindi voglio dire, cioè nei poster della Waves 3 il personaggio di Skier compare ancora, per cui mh. non c'è moltissimo da dire, però comunque un numero molto solido. I Drengir a me fanno sempre comunque un pochino sorridere, perché a me sembra sempre che stiano sorridendo. Sì, è vero. Non so se hai notato Sì, questa sì, sì. cosa, per cui fanno sempre un po' sorridere, però in realtà è bello come mettono in difficoltà i Jedi in maniera, Mh. secondo me, anche importante, perché li mettono in difficoltà un po' dall'interno, e da un lato un po' dall'interno, ma anche poi sul campo di battaglia effettivamente le cose sono, cioè lo scontro è Beh, abbastanza dall'interno combattuto. ricordiamolo, lo si vede nell'oscurità, ecco. Nell'esterno un po' più nei fumetti. Sì, 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 però comunque il fatto di vedere, no, Skier che parla tutto nero, Terek e Seret, insomma, Posseduti posseduti, tu. è abbastanza interessante secondo me. Mh-mh. Sì, condivido. Ok, continuiamo con l'Alta Repubblica, così poi parliamo degli altri, o magari parliamo di Sì? Corsa alla Torre Crash Point dopo, come preferisci tu? Torre Crashpoint. Ok, lascio a te la parola per iniziare. Allora, come abbiamo detto, scritto da Daniel Oseholder, ambientato durante la Fiera della Repubblica su Valo, quindi siamo in mezzo proprio, in medias res di quello che si alza la tempesta, introduce il nuovo personaggio del Padawan, Yomaram, purtroppo i Sì, ragazzi con i nomi, io che è dico una sorta Jomaram. Jomaram, che è una sorta di Jedi meccanico, quindi con una predilezione per quello che sono appunto le componenti meccaniche come speeder, motori e tutte le varie amenità ingegneristiche, che si È, trova è sì, Anakin Cicciottello. no, body shaming, che è Vabbè. accompagnato da un droide assolutamente fuori di testa che userà in tutti i modi, tra cui anche in modalità Ariete o Jet. La sua strada si incrocia con la Padawan Lula Talisola, che è Mhm. appunto una delle protagoniste di Avventure, e devono sventare quello che è una sorta di missione da in avanscoperta di alcuni Nihil, che stanno preparando appunto l'attacco alla Fiera della Repubblica, e questa torre Crash Point è, se non sbaglio, una sorta di ripetitore delle comunicazioni che appunto viene Sì. appunto disabilitato, di modo che non possa essere mandato, almeno in un primo momento, un segnale di soccorso alle forze della Repubblica, e quindi le avventure si dipanano in maniera abbastanza lineare,
c'è un certo punto in cui si interseca molto, ma molto con Si alza la tempesta e con alcuni dei suoi personaggi, tra cui Taio Rick, la cacciatrice l'avventuriera Jedi, come la chiamo io, e secondo me il romanzo è abbastanza debole in prima istanza perché, a differenza di Una prova di coraggio, i personaggi non sono così saldi, così solidi, e anche perché, diciamo, quello che a me non piace sempre è da un certo punto di vista di un altro evento in un media principale, come appunto la Fiera della Repubblica in Si alza la tempesta. Vedere un altro lato di un evento che comunque già conoscevamo, secondo me è un enorme punto a sfavore. Sebbene appunto le storie si colleghino solo da un certo punto, il non avere una vicenda completamente scollegata, per così dire, da altri media, secondo me le fa perdere un po' di fascino, ecco. È comunque una lettura molto leggera, si legge secondo me in qualche ora, sono neanche 200 pagine se non erro, esatto, poco meno di 200, promosse le illustrazioni che sono appunto dello stesso autore, Una prova di coraggio. La Che è un autore sufficienza se a me islandese, se non sbaglio. sì, ha un nome proprio scandinavo, comunque del Sì, sì, sì. nord. E così ragazzi, ve lo consiglio come corollario di Si alza la tempesta, ma se dovete fare una scelta è indubbiamente che dobbiate ricadere su Si alza la tempesta. Sì, concordo. Io, allora, se siete completisti, quindi avete deciso che l'Alta Repubblica la seguite tutta, consiglio di leggere questo prima di Si alza la tempesta. Almeno questa è l'impressione che ho avuto io quando ho letto prima Si alza la tempesta e poi Corsa alla torre Crash Point. Perché essenzialmente nel momento in cui avrete letto Si alza la tempesta, saprete come andrà a finire Corsa alla torre Crash Point. Quindi, siccome la vicenda di Corsa alla torre Crash Point è molto lineare, molto votata all'action e alla risoluzione del problema finale, cioè la torre Crash Point, una volta che salta l'interesse verso l'obiettivo, la risoluzione della problematica, il romanzo purtroppo non sta molto in piedi, cioè non è che non sta in piedi, perde di interesse, perché mentre Una prova di coraggio aveva un lato introspettivo e una caratterizzazione dei personaggi validissima, a fronte di una storia praticamente inesistente, cioè sopravviviamo finché non ci vengono a prendere e basta. E questo avrebbe una storia potenzialmente più forte, cioè ha una problematica da risolvere e i protagonisti hanno una missione molto specifica, ricca d'azione, eccetera, eccetera. Però è solo quello, quindi purtroppo poi, essendo così collegato a Si alza la tempesta, manca poi, perde un po' di interesse. Devo dire che un aspetto secondo me molto valido, se avete letto l'Alta Repubblica Avventure, quindi la serie IDW, il personaggio di Lula Talisola è approfondito in questo romanzo, anche parzialmente il personaggio di Zin, e ci sono quindi una serie di comparsate che arricchiscono, secondo me, la lettura di l'Alta Repubblica Avventure. Però per il resto, diciamo che è sicuramente il più dimenticabile dell'Alta Repubblica. Mhm. E no, non ho nient'altro da aggiungere, appunto, un po' queste sono le mie considerazioni. Ram, ad esempio, il protagonista Ram è molto interessante, però non è approfondito così tanto, cioè secondo me è ben introdotto, però non regge un po' il romanzo da solo. Sì. Quindi Si perde un po' interesse per lui perché comunque è un po' in balia eh, degli eventi lui, mm, ecco, è un po' in balia degli eventi e, come dire, è una buona introduzione, però non tiene lui sulle sue spalle tutto il romanzo. È paradossalmente più interessante quel po' di introspezione che abbiamo su Lula rispetto al singolo protagonista. Però, insomma, appunto, è una lettura appunto un po' più passabile degli altri, è un po' brutto dirlo, però è oggettivamente quello che se dovete saltare qualcosa è meglio saltare questo che altro.
e recuperate una prova di coraggio piuttosto, ecco, quello Esatto, assolutamente. piuttosto se non avete letto una prova di coraggio recuperate quello perché quello è proprio bello. Ok, ehm, su cosa ci lanciamo adesso? Sui segreti dei Jedi? Teniamo il meglio per la fine, quindi Ah, sicuramente Luke per ultimo. Luke Andiamo per di segreti, ultimo. dai. Vai, allora ti lascio parlare qua più te perché io appunto non ce l'ho proprio. Sì, come vi ho detto prima, illustrato, 32 pagine, illustrazioni top, risente molto, ma molto dell'essere uscito prima di episodio 9, quindi ci sono molti aspetti legati alla forza o anche legati semplicemente ai protagonisti come Luke e Rey che non sono stati inseriti o menzionati. Molto bella la parte interattiva, come vi ho detto c'è una piccola schedina con l'Aurebesh, l'alfabeto Aurebesh, con cui potete perdere comunque un po' di tempo nel tradurre le varie frasi che sono disseminate un po' in tutto il testo. Sfigura, prendete il termine con le pinze, molto dopo aver letto i segreti dei Sith, soprattutto non solo per i contenuti legati all'episodio 9, ma per il fatto che secondo me questo romanzo è nato come singolo, visto il successo, poi è stato aggiunto ai segreti dei Sith in lingua originale. Perché vi dico questo? Perché ci sono più di una pagina legate a quello che è anche il lato oscuro, quindi si parla anche dei Sith, dei Jedi, c'è ad esempio ecco, le pagine abilità del lato oscuro, che voi vi chiederete cosa c'entrano se abbiamo i segreti dei Sith. Quindi secondo me ci sono alcuni elementi che hanno usato come riempitivo che però non c'entrano molto sapendo che posso trovarli nella pubblicazione gemella. Quindi abbiamo qualche pagina, tra virgolette, sprecata col senno di poi. Il consiglio è recuperare in prima istanza assolutamente i segreti dei Sith, però, vi ripeto, resta comunque un regalo super valido anche solo per quelle che sono le illustrazioni. Fa un po' storcere il naso che questo sia scritto da Luke mentre è su Acto, fa un po' storcere il naso che quell'altro sia stato scritto da Palpatine risorto mentre teneva sulle mani e lanciava i fulmini, intanto scriveva col dettato vocale su Word, Esatto. però vabbè dai, si passa oltre a queste cose. Non serve, è una sorta di, possiamo chiamarlo un entry level, cioè anche proprio per i fan più basilari che hanno visto solo le pellicole, Eh, sapranno sicuramente, diciamo, trarre piacere da questo libro, ecco. Assolutamente. Io ho trovato bellissimo lo sfogliato, il pezzo quello con la spada laser, con lo schematico Sì. della spada, mi è piaciuto molto anche come è stato proprio realizzato. Non è niente di incredibile ovviamente, però secondo me è uno degli inserti più belli che ho visto. Devo recuperarlo comunque anche questo, appunto non mi è ancora capitato sotto mano per bene, in un momento in cui potevo acquistarlo, però a breve verrà fatto anche questo acquisto. Sì, diciamo che lascia un po' l'amaro in bocca, no? Perché se fossero usciti entrambi dopo episodio 9, magari riuscivano a essere un po' più coerenti tra di loro, questo riusciva ad avere più informazioni e ci sarebbe ad esempio tutta la parte dei sacri testi dei Jedi che è approfondita un minimo nel Visual Dictionary di episodio 9, che sarebbe stato molto bello avere qua nel dettaglio, cioè dei contenuti che lì abbiamo soltanto accennato. C'è ad Mhm. esempio un capitolo sul mondo tra i mondi qua? Eh, Sai che ora ci penso, potrebbe esserci. Io ovviamente devo averlo saltata quella pagina, mi sono rifiutato di leggerla. Sì, c'è un oltre il tempio, Fortezza Verde. No, allora no, forse in quell'altro, sai? Perché Ah, era in una delle quell'altro ossessioni c'è di Palpatine. sicuro. No, allora in questo no, Sarebbe anche stato perché bello avere tipo le informazioni su come si parla con gli Jedi, quello che farei essenzialmente in episodio 9, cioè quello mi sarebbe piaciuto molto da vedere, però purtroppo è uscito eh, prima del suo tempo, ecco. sì, È come Michael J. Fox alla fine di Ritorno al futuro, no? esatto. Però dai, grazie a questo abbiamo avuto quell'altro volume di tutto rispetto. Esatto, questo è assolutamente vero. Però ragazzi, davvero illustrazioni sono incredibili.
Cioè, queste sono le illustrazioni che vogliamo. Sì, no, punto di vista visivo è davvero un bel volume. E appunto poi la cosa comoda è che ti basta aver visto i film, e questo è un regalo che sicuramente una persona che ha visto solo i film è in grado di apprezzare, e secondo me anche molto. E ti dirò di più, secondo me è in grado anche di apprezzare e magari di spingerla a qualche altra pubblicazione, magari un po' più corposa, perché comunque contiene un po' di informazioni. Allora, io invece parlerei allora del What If di Infinità, che è questo qua in edizione Gazzetta. Tu magari rifai vedere l'edizione giusta, La vera edizione. quella che trovate in fumetteria adesso. Allora, io il What If non me lo ricordo così tanto, mi ricordo il finale che era stato abbastanza avvincente. Per il resto, come dire, il mio problema è che l'unico vero What If che sento molto come What If è quello di episodio 4, perché lì si sviluppa un'intera trilogia. Cosa sarebbe successo se, o meglio, lì si sviluppano, diciamo, 2 film. Invece qua si sviluppa essenzialmente mezzo film, e questo secondo me non è, cioè, la premessa da cui parte tutto, cioè cosa sarebbe successo se Han fosse morto su Tatooine. Secondo me non è una premessa abbastanza solida per costruirci un what if sopra. Quindi il mio problema è un po' con quello. I disegni non mi sono dispiaciuti, anche se non sono i migliori che ho visto, I però volti. i volti, esatto. I volti non sono il massimo, però tutto sommato fanno il loro lavoro, e devo dire che di questo volume ricordo molto meglio, e anche cioè ricordo proprio che mi aveva divertito di più, mi era piaciuto di più la parte di Tag e Bink, che avevo trovato molto più interessante, molto più efficace anche proprio come narrazione nel suo essere molto scanzonata eh, rispetto al What If. Non so tu che ne pensi di questo Infinità. No, sì, i volti purtroppo non mi sono piaciuti. È l'Infinità più debole, nonostante Sì. forse abbia il finale più ad effetto, diciamo, per quanto semplice sia il finale, non mi ha entusiasmato. Come dici tu, il 4 è il migliore, il 5 era comunque sostenuto dai buoni e ottimi disegni di Davide Davide Fabbri, Fabbri, sì. ricordiamo, e Tag e Bink sono il vero valore aggiunto, la chicca di questi due personaggi, possiamo dirlo, sfigatissimi, che Sì. si trovano nel centro di ogni, diciamo, momento centrale della galassia, cioè che sia sull'Arena Petranaki, che sia l'Ordine 66, che sia il duello di Luke e Vader sulla seconda Morte Nera. Loro sono sempre ad assistere più o meno da vicino a quelli che sono gli eventi, a fornire finalmente un vero altro da un certo altro punto di Mm. vista. Il bello è che Quindi comunque loro non è che vanno a influenzare, cioè nel senso influenzano, ma non mai in maniera davvero diretta, cioè loro rimanendo sono, dietro le quinte. esatto, sono molto spettatori, e se influenzano da dietro le quinte, cioè non prendono mai come dire, il palcoscenico della trilogia originale, o della trilogia prequel addirittura, perché poi si arriva io adoro il titolo, La vendetta della minaccia clone, a me fa morire da ridere. Sono sempre E, stati lì a tirare i fili. esatto, ti fa capire che in realtà dietro tutto ci sono Tag e Bink, non c'è assolutamente Palpatine. E insomma, io l'ho trovato molto divertente, e devo dire, mi ero ricreduto, perché all'inizio, quando avevo sentito parlare di Saga e Bink così come contenuto, avevo trovato un po', ero un po' scettico di questa parodia, che poi non è una parodia perché comunque è pubblicata ufficialmente da Dark Horse, eccetera, eccetera. E però poi in realtà mi ha conquistato, perché è un umorismo che secondo me funziona molto bene, cioè si prende poco sul serio, ma allo stesso tempo riesce a essere rispettoso di Star Wars, non so se mi spiego. E quindi secondo me Assolutamente. come tipo di parodia funziona
secondo me molto molto bene, e piace facilmente a tutti, per cui è davvero forse il valore aggiunto di questo volume di Infinità. E intanto grazie a Carmio che si è abbonato al canale, grazie. Grazie mille Carmio, buona serata, so che sei impegnato, però poi tanto ci recuperi. Quindi secondo me Tag Bink da recuperare se volete leggere qualcosa di diverso di Star Wars, se volete qualcosa di particolare, qualcosa di ironico, di autoironico, metatestuale, insomma, una cosa un po' Vere Guerre divertente. Stellari. Sì, Sì. decisamente. Mm. E adesso veniamo al punto forte della serata. Cioè il manga delle leggende di Luke Skywalker. Inizio io. Sì. Allora, partiamo dalle cose positive. I disegni di Haruichi a me piacciono molto. Cioè, tra tutti ho trovato i disegni di Haruichi che ha disegnato la seconda storia, cioè questi non sono i droidi, no scusatemi, Sì, cioè sì. Io Droide. Mhm. Io Droide l'ho trovato come dire, la storia meglio disegnata. Mi piace molto il suo stile, e, mi piace come, cioè, riesce a essere sufficientemente mangoso ma sufficientemente dettagliato dal punto di vista di cose Star Warsiane. Cioè il suo R2D2 è perfetto, quella scena lì con Luke è bellissima, secondo me è una tavola davvero davvero bella. Poi vabbè, non sono così un grande amante di manga e quindi comunque, cioè, avrei preferito un formato più grande, perché ad esempio quella tavola secondo me meritava in grande formato, però i manga sono così e quindi bisogna un attimo starci. Discreti anche i disegni della seconda storia, che è il racconto di Lugubrious Moth, però un po' più Terza, scusa, storia, ti correggo. terza, sì, scusatemi, terza, però un po' più banalotti. Cioè il bello del tratto di Haruichi è che è molto in stile manga, ma anche molto dettagliato. Invece il resto è tutto un pelino più semplice e non male anche i disegni della terza storia, però non lo so, non mi ha conquistato in pieno, probabilmente per l'utilizzo delle ombre, delle chine. Invece, non lo so, Haruichi mi è piaciuta di più, però belli anche i disegni dell'ultima storia. Ci sono alcune tavole davvero, davvero ben fatte, ben realizzate. Altra cosa che mi è piaciuto, qua gli appassionati di manga mi uccideranno, mi è piaciuto che si leggeva dritto. Perché io i manga non li so leggere. Io adesso faccio questa confessione. Io i manga non li so leggere, li prendo in mano e non so come devo leggere le vignette. Non riesco mai ad andare nell'ordine giusto. Se lo leggo da sinistra a destra ha un senso, se lo leggo da destra a sinistra ha comunque un senso, se lo leggo da sopra a sotto, da sotto a sopra, non riesco mai a leggerli. Per cui in realtà io sono rimasto molto contento del fatto che fosse leggibile all'occidentale. Poi i disegni della prima storia sono per me davvero orrendi, Mamma mia, la monnezza proprio che ho fatto. davvero davvero ho fatto fatica, soprattutto perché ho preso in mano il fumetto e subito è stato questo impatto con la prima storia, che poi in realtà è una anche delle più interessanti, probabilmente, insieme all'ultima. Almeno personalmente. E mentre invece le altre non sono tutto, cioè il racconto di Lugubrious Note è, cioè io non l'avevo sopportato nel romanzo e qua men che meno. Io Droide non mi era piaciuto nel romanzo, ma in questo adattamento con questi disegni me lo sono goduto di più. Invece a me la storia del cimitero delle astronavi era piaciuta, invece disegnata così proprio per me è un no. Secondo me la più grande pecca di questo volume, che comunque vi ricordo è autoconclusivo, costa 4,90 €, per cui insomma potete anche prenderlo, non costa tanto e è un volume singolo, non ne verranno fatti altri, per cui lo potete tranquillamente recuperare. Però secondo me la più grande pecca di questo volume è che manca la cornice narrativa delle leggende di Luke Skywalker, che era
non era solo un collante, perché era proprio un contesto che serviva a far capire come delle persone nella galassia vedevano Luke Skywalker, cioè così sembrano soltanto delle storie che, per carità, si capisce che ognuna è scritta da un punto di vista diverso, ma non c'è quella percezione di la galassia racconta in giro queste storie. Cioè sembra più dei racconti singoli, cioè manca quella percezione di nella galassia Luke Skywalker è visto in questa maniera. E per ora chiudo qua. No, sì, mi rilaccio subito al tuo finale ricordando che la cornice narrativa era questa sorta di persone comuni che erano in viaggio verso Cantonica e ognuna, mentre appunto compiva il viaggio nell'iperspazio, raccontava, ah ma io ho sentito questa storia, no ma io ho sentito questa, e man mano che appunto il viaggio andava avanti venivano presentate queste storie. Purtroppo non so perché sono state adattate solo 4 storie, tra l'altro secondo me manca anche forse quella che era la più bella assieme all'ultima, quella degli idoli che troviamo anche nel finale di questo volume, ed era Quella della Pesca nel marea. diluvio. Esatto, Pesca nel Pesca diluvio era nel diluvio, bellissima. che è quella che si ricollega anche al fatto di come Luke pesca in episodio 8 con quella sorta di bastone lunghissimo il pesce, mentre Rey lo segue su Acton nelle sue attività giornaliere. Grazie Eh, Ryan per non aver tagliato quella scena, così quella almeno scena, sì. l'aver letto tutti i romanzi del Abbiamo Journey capito to... qual era. Esatto, aver letto tutti i romanzi del Journey to The Last Jedi è servito a qualcosa, grazie Ryan. E ricordiamo che il migliore rimane a tutt'oggi Force Collector, in cui che tra l'altro era nato come Galaxy's Edge, lo trovate recensito sul sito, ma la cui unica menzione chiaramente giunta a posteriori episodio 9 è il fatto che si menzioni Kijimi, cioè non c'è nessun altro collegamento a episodio 9 se non la menzione singola a Kijimi, ma vabbè, torniamo a questo. E alle flotte Mon Calamari. C'è anche quello in Force Collector? No, no, Non dico quello, in, ok, in quello lealtà. vabbè. Vabbè, quello lealtà, un mondo a parte. Journey to, come si chiama? The Rise of the Resistance, lì. Sì, Resistance esatto. Reborn, il vero episodio 9. No, come hai detto tu, è traumatico iniziare il volume con una delle storie che all'epoca fece più scalpore, che era quella di Luke che abbatteva gli Star Destroyer. Forse è proprio questa storia che non viene Sì. menzionato, tra l'altro, il fatto che lui abbatte i Destroyer. Non mi ricordo, forse sì. Beh, Però nel senso insomma che... si vede l'ologramma sovrapposto al destroyer, però nel libro era raccontato diversamente, cioè esatto. nel libro avevi molto più l'impressione che effettivamente Luke tirasse giù le astronavi, poi era ovvio che non fosse così, però qua perde anche quella magia, quel dubbio lì di ma Luke sta davvero tirando giù le astronavi con la forza? Sì, Quindi con i disegni ignobili, cioè sono sì. proprio veramente qualcosa di... Non penso che nessuno possa salvarli, neanche il mangaka più fedele della galassia. No, il mangaka è quello che fa i manga, però non Sì, è quello che scusate, legge i come si manga. chiamano? Proprio parlo senza sapere. Gli Scusate. weeaboo, però non so I se è Weeaboo. offensivo dire weeaboo. Non lo so, correggetemi se io non so niente di queste cose. YouTube, abbi pietà di noi. Esatto. Ti prego, Non scannateci. esatto. Sì, passabile, però sa di occasione persa, perché comunque viene adattato parte del romanzo, vengono scelte alcune storie che secondo me sono discutibili. Mi è piaciuta molto l'ultima, abbiamo il vantaggio comunque generale di avere in forma grafica quella che sono alcuni degli elementi presentati solo tramite romanzo, anche se come hai già ricordato tu, nell'edizione originale anche di Mondadori a ogni inizio storia era comunque presentata una bellissima illustrazione che diciamo era significativa per quello che sarebbe stato poi il racconto. Diciamo, se siete dei fanatici, acquistatelo, altrimenti francamente mi sento di consigliarvi, se riuscite a recuperarli o nell'eventualità in cui vengano ristampati, i Lost Stars, ecco, i volumi che adattano integralmente il romanzo. Personalmente a me il manga non piace come formato, lo trovo molto ma molto distante da quello che immagino io Star Wars, soprattutto per il fatto che la gente, come da prassi nei manga,
urla e abbia delle espressioni che sono fuori di ogni grazia di Dio. Io ogni volta vi porto il finale di Lost Stars con Nash Wind Rider. Ragazzi, se un'opera di Star Wars può finire con questo cattivo cattivissimo, col vento che non si sa dove venga, con la faccia che sorride cattiva tipo Orochimaru, no ragazzi, passate oltre. Cioè, Star Wars non è per manga, a mio parere. Cioè, è bello sperimentare, ma bisogna farlo con cognizione di causa. Molto meglio quando si passa all'ambito anime, come appunto accaduto con Visions, molto molto meglio, ecco, in quel caso. Tra l'altro, a proposito di manga, ricordiamo che arriveranno altri manga di Star Wars in Italia. Il prossimo, che non so se ha già una data d'uscita, credo di sì, dovrebbe arrivare a febbraio o a gennaio. A gennaio, il primo manga di 3 volumi di Star Wars Rebels. Quindi questo dovrebbe essere l'adattamento della prima stagione, o quantomeno delle prime puntate della prima stagione, sotto forma di manga, realizzato da Akira Aoki. Arriverà il 13 gennaio, dovrebbe. Anche questo costerà 4,90 €, il formato è quello tipico dei manga, e il casa editrice sarà, come sempre, Planet Manga Panini Comics. Mi permetti un appunto anche su questo? Fammi aggiungere Sì. anche che arriverà anche il manga di Leia, principessa di Alderaan, questo interamente realizzato sia nel suo adattamento a partire dal romanzo di Claudia Gray, che nei disegni da Haruichi, e anche questo dovrebbe arrivare nel corso del 2022, anche se non abbiamo una data. È menzionato infatti qua, e anche se non sbaglio, nell'edizione italiana di Nell'oscurità si parla del manga. Sì, esatto. E adesso ti chiedo al volo se sai se sono terminati questi 2 in lingua originale, quindi in giapponese, o sono ancora in via di pubblicazione? Allora, se non sbaglio, il manga di Rebels ha preso una pausa, perché se non sbaglio il mangaka, non era stato bene per un periodo, E quindi neanche quello di Leia nei mesi scorsi o anni scorsi. esatto. Per cui, il manga di Rebels, dovrebbe essere ancora in corso. Più che altro quello nasce sotto forma di webcomic, per Mh-mh. cui è in corso online. Esatto, ha fatto una lunga pausa tra settembre 2020 e non lunghissima, però una pausa tra settembre 2020 e gennaio 2021, per cui adesso è ancora in corso però. È Il terzo iniziato a volu pubblicare? il terzo volume uscirà il secondo volume è uscito a settembre 2021 negli Stati Uniti, mentre il terzo volume è uscito il 15 settembre 2021 in giapponese. Mentre invece il manga di Leia, sto cercando ovviamente online perché non mi ricordo tutti questi dettagli. Il manga di Leia invece è attualmente in corso. Anche questo ha fatto una no, vabbè, ha fatto la pausa estiva Mh. però ecco, no, questo aveva fatto una pausa tra il dicembre 2019 e il maggio Ah, ecco, 2021. mi ricordavo questo. Questo aveva fatto una pausa abbastanza lunga. Il primo volume è già uscito, sia in giapponese che negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è uscito a ottobre 2020, in giapponese invece nel dicembre 2019, mentre invece il secondo volume è uscito in giapponese a settembre 2021 e uscirà a maggio 2022 negli Stati Uniti. Quindi io immagino che anche questo saranno 3 volumi tendenzialmente, perché dovrebbero essere un po' come per lo Stars. Io immagino che per fine 2022 potremmo vederli in Italia. Mi Mh. aspetto. Mi permetto una polemichina croccante proprio, soprattutto per Rebels, tralasciando quelli che sono ovviamente, impegni o comunque quella che è la salute dei singoli disegnatori. A me sembra che queste opere escano, non dico in italiano, ma dico proprio vengano pensate e proposte in lingua originale, non fuori tempo massimo, peggio, perché comunque
Rebels secondo me soffrirà un sacco del fatto che quella storia, oltre diciamo la prima stagione è uscita nel 2014, Sì. quindi è stata pubblicata come manga, cosa sarà, 2018, 2019, quindi già Oddio, almeno arriva con 2019 anni secondo di me. ritardo e soprattutto questa storia è disponibile in formato audiovisivo, quindi perché dovrei volerla vedere o leggere, rileggere, rivivere in formato manga? Discorso diverso è per Leia principessa di Alderaan, perché comunque come fatto per lo Stars, come fatto per le leggende di Luke Skywalker, ha comunque il vantaggio di portare in forma visiva qualcosa che non nasce come tale. Rimaniamo però sempre sul stesso terreno che queste opere per essere complete si svolgono, si vengono dipanate nell'arco di anni dai loro autori e francamente dopo 3-4 anni dall'uscita di Leia principessa di Alderaan va bene, ok, prendo tutto per buono, ma francamente non capisco perché dovrei leggere un adattamento di un romanzo vecchio di anni fa. Molto più interessante, ancora di più, è Edge of Balance, che comunque è una storia inedita, sebbene Esatto. il formato non mi entusiasmi, ma comunque so che andrò a leggere una storia nuova, non una storia vecchia di anni o che comunque addirittura ho già vissuto in formato audiovisivo. Questi sono secondo me dei misteri insondabili. Questo credo che siano misteri anche proprio del mercato editoriale dei manga. La speranza, per quanto mi riguarda, è che, persone che magari non leggono libri e fumetti di Star Wars, ma magari conoscono Star Wars e leggono manga, possano avvicinarsi al lato cartaceo della forza tramite queste opere. Questa è la mia più grande speranza, per cui magari uno che di Star Wars non ha mai letto nulla, ha soltanto visto i film, però vede il manga delle leggende di Luke Skywalker, la copertina comunque secondo me è molto figa, e poi ha tutti i dettagli che ricordano gli Holocron. Insomma, secondo me è molto Sì. bello a vedersi, e magari lo prende e così inizia a leggere qualcosa di Star Wars e poi magari legge Leia, eccetera, eccetera, e magari si introduce un po' di più nel lato cartaceo della forza. Questa è un po' la mia speranza. Non so se sia anche quella dell'editore, ecco, secondo me quello è più intercettare una fetta di mercato, però non siamo noi gli editori, per cui non è che lo possiamo comprendere appieno. Tra l'altro abbiamo realizzato anche un lettura essenziale, che è la nostra rubrica di video appunto dedicata ai nostri consigli di lettura su dei macro temi, dei macro argomenti, tutta dedicata ai manga di Star Wars, sia canon che Legends. Abbiamo fatto una panoramica super completa nel momento in cui ovviamente è uscito il video. Ci sono diversi manga autoconclusivi, un po' come The Legends of Luke Skywalker, ad esempio l'adattamento di Guardians of the Whills. A me quello piacerebbe, più che altro perché in Italia non è uscito il romanzo, quindi sarebbe bello vedere il manga. Io spero che Panini dia priorità a quelli inediti, diciamo, cioè piuttosto che gli adattamenti di cose già uscite, sarebbe secondo me bello vedere cose inedite. C'è anche da dire che sicuramente Leia, Order of the Princess, ad esempio, è un manga secondo me più vendibile di Guardians of the Whills. Credo anche Beh, poi sì. come qualità proprio a Ruici, da quel poco che ho letto, cioè, da quello che ho letto di pareri online, ma anche basandomi banalmente solo sul mio gusto, sicuramente fa dei bei disegni, cioè è una brava mangaka, mentre invece non sono così tanto sicuro ma ho visto solo la copertina del manga di Guardians of the Whills. Brr. Però vediamo. E grazie mille a Stefani che ci ha fatto una donazione di €1. Grazie mille Stefani Grazie. e buona serata. Bene, quindi abbiamo giustamente parlato anche di questo manga, e direi di dedicarci qualche minuto a proseguire un po' l'approfondimento di oggi, e ovviamente se ci volete fare delle domande, fatecele, magari adesso noi le recuperiamo delle domande vecchie, appunto noi adesso vorremmo un po' parlare di cosa significa innovare in Star Wars, come si può fare innovazione almeno nel lato cartaceo della forza. Perché c'erano un po' di domande vecchie, se non sbaglio iniziavano qua. Allora Riccardo, che non so se ci stai seguendo ancora, spero di sì, una domanda leggermente off topic: ho letto oggi che il 16 uscirà il secondo volume di Dr. Aphra 2020, non so se sia vero, mi confermate?
perché se così vado subito il 16 in libreria. Allora, dovrebbe essere Sì, sì, così. sì, è acquistabile. Ok, è acquistabile sul sito di Panini Comics, per cui effettivamente uscirà il 16. La nostra recensione dovrebbe arrivare a breve. Tra l'altro, in questo secondo volume c'è anche una menzione all'Alta Repubblica, per cui, come sempre, le cose che si intrecciano. E Antonio Gamerland ci chiede: ciao ragazzi, chi erano i genitori di Ahsoka Tano, che era l'ex Padawan del grande maestro Jedi Anakin Skywalker? Saranno stati due Togruta, e non sappiamo altro, perché comunque Ahsoka viene prelevata da Plo Koon, se non Plo Koon. sbaglio, da Plo Koon da piccola e portata al Tempio Jedi su Coruscant, per cui non conosciamo i genitori. Del resto non è fondamentale essere potenti nella forza per avere un figlio potente nella forza. Siamo sicuri che Filoni troverà qualcosa per farci strappare i capelli dal nervoso, come i suoi sarà tuo nonno era tuo nonno era Palpatine. In realtà è una discendente di Jorah Malli. Sì, Si esatto. scoprirà che Jorah Malli ha una lunga discendenza e arriverà fino ad Ahsoka. Tipo Odor, Hold the Door, storpiano Jorah Malli per fare Tano, tipo qualcosa. Esatto. Hold the Door. Stefani ci dice che ormai vivendo nelle regioni ignote la trasmissione è pessima, vi recupero domani entrando nel sistema Udine. Va bene. Bene, grazie. E vediamo qualche altra domanda. Allora, c'era... poi avevano risposto in chat in realtà a Riccardo. Andrea ci chiede se gli spillati di Star Wars 2020 faranno dei volumi che li raccolgono. La risposta è sì, perché prima o poi è sì. Dire quando è francamente impossibile in questo momento. Penso che per metà o fine 2022, ma più fine che metà, potremo vederne uno. Però ci vorrà un po' comunque. Considerate che tutto arriva raccolto, gli spillati arrivano tutti raccolti, almeno per Esatto. quanto riguarda Star Wars. Cioè, prima o poi arrivano. Bisogna soltanto avere un po' di pazienza. Anche perché in questo momento stanno decisamente dando priorità agli spillati, anche perché in volume comunque sta uscendo molta roba, per cui avere anche quelli sarebbe un'altra cosa non da poco. Poi vediamo un po'. Vediamo un po'. Non mi sembra di vedere altre Dovrebbero domande. esserci tutti i commenti in teoria. Sì, sì. Ci Ok, sono no, non mi fumetti sembra di... sul padre di Darth Maul, Silvio ci chiede. Beh, Ah, ok. Silvio, No, sulla madre mm? sì. I genitori sono... tra l'altro c'era un volume di Hachette uscito solo in francese e in spagnolo che spiegava che le sorelle della notte avessero comunque trovato un modo comunque di concepire senza appunto un rapporto, di creare in quelle sorte di vasche che hanno loro, i discendenti. Mi pareva che dicesse così anche, quindi è comunque una società matriarcale, quindi diciamo il padre è assolutamente secondario. L'unica cosa che ti Genitore 1. interessa è genitore 1, quindi madre Talzin. E, tra l'altro, ora che ci penso, sarebbe stato bellissimo se fosse tipo per gemmazione, cioè Sì. una cosa O quando sarebbe stato bello se fossero appunto per scissione, quindi Maul che si tagliato in bellissimo. due, che si rigenera, si riproduce come le cellule proprio. Bellissimo. Riccardo ci sta seguendo ancora e ci chiede, a tal proposito, se nel secondo volume di Dr. Afra sarebbe comparso Durge. Compare, ma non nel secondo volume, perché compare all'interno del crossover War of the Bounty Hunters. Quindi bisognerà aspettare il terzo volume di Dottoressa Afra per questo. Sentite per caso anche voi un rumore bianco, ragazzi, di un fruscio? Dateci un riscontro. O se Babbo Natale deve portarmi delle cuffie nuove. Esatto, più che altro se lo sentite da me dateci un piccolo feedback in diretta. Intanto Mattia dice una comparsata. Ok Riccardo, però appunto
Durge è più una comparsata che altro, Riccardo, quindi torna canonico, però è una comparsata. Ah sì, c'è un piccolo fruscio. Provo, non so come posso provare a fare, È perché... proprio rumore bianco, non è ventolo, sì. ma E- molto fastidioso, è molto forte? È abbastanza adesso, è andato un po' in crescendo, sì. Ah, ok. Allora Ok, adesso datemi... è sparito. È sparito? Ho, Magia. ho tipo girato i cavi jack senza neanche Eh, staccarli. no. Scienze Ok, oscure, clonazione. scusate ragazze. Bene, allora, qualche parola, allora, siamo andati oggi abbastanza lunghi, però c'era un bel po' di roba da dire. Inizio, cioè faccio parlare prima te, in realtà, CF, mentre raccolgo le idee. 3 modi per innovare Star Wars: un'epoca, un what if o un mezzo. Qual è secondo te il più riuscito, cioè come è secondo te qual è la strada migliore per innovare in Star Wars, almeno nel lato cartaceo della forza, e almeno tra queste tre? Beh, sicuramente la via migliore è anche quella più semplice, come insegna il lato oscuro. La via è nuove epoche, nuovi personaggi, nuove idee. Star Wars in questi ultimi anni, prima dell'arrivo dell'Alta Repubblica, che ha dato una vera e propria spazzata di freschezza, risentiva molto, risente forse ancora molto della stagnazione legata alle opere della trilogia originale. Adesso non posso farvi vedere la mia libreria, ma ho i media disposti in ordine cronologico, e se uno prende logicamente il periodo comunque poco antecedente a episodio 4 a immediatamente successivamente a episodio 6, vediamo che c'è un'enormità di prodotti e di opere in quest'epoca. Quindi l'idea migliore per innovare, secondo me, è un fresh start, un partire da zero, comunque lasciare una certa libertà creativa a quella che è gli autori, per portare anche qualcosa di diverso, che non sia un semplice, come ad esempio il primo episodio di, no, scusate, improprio, un po' di Visions, cioè una sorta di skin alternativa per delle vicende già note. Cioè è inutile ad esempio predisporre un'epoca come l'Alta Repubblica o anche la Vecchia Repubblica, pensiamo a Legends, e ci mettiamo un conflitto semplicemente impero ribelli con delle altre skin sopra. L'importante è introdurre nuove vie, nuovi personaggi, come è stato fatto per l'Alta Repubblica, e cosa più importante, avere un progetto dietro, avere un team o anche degli autori che si susseguono, che si succedono e che abbiano comunque un'idea chiara di dove la storia deve andare, perché dalla storia si sviluppano i personaggi di Star Wars, non viceversa, come purtroppo si è cercato di fare negli anni scorsi con alcuni romanzi, soprattutto romanzi in misura minore, i fumetti. Adesso quella cosa sembra essere un po' rientrata a favore, grazie anche all'Alta Repubblica, a favore della storia dalla quale si sviluppano i personaggi. Quindi direi che questa è la via migliore, secondo me, per innovare. Le altre due voci magari ne parlo dopo, perché adesso vorrei sentire te che cosa ne pensi. Beh, allora, io su questo concordo su tutto. Faccio degli esempi anche da Legends. Eredità era una strada che ci portava in un'epoca nuova, ci portava con comunque una situazione di conflitto, ma diverso. Non era impero contro ribelli, pur essendoci un impero, però ce n'erano due. Cioè era davvero una situazione politica galattica inedita. L'Alta Repubblica per me sta continuando a centrare tutti i pallini, le to-do list, tutte le cose che volevo, e mi sta soddisfacendo in maniera incredibile. Era quello che io attendevo davvero da anni, senza neanche aver capito quanto desideravo qualcosa del genere. Quindi è molto molto bello sotto questo punto di vista, e credo anch'io assolutamente che le cose migliori siano delle epoche nuove, perché comunque la storia della galassia è enorme e si può davvero coprire tantissimo con tanta fantasia e innovando molto, ma tenendo alcuni, come dire, capisaldi e anche alcune piccole certezze magari nel fan. Penso banalmente al trailer di Eclipse, che ci mostra comunque un bel Mon Calamariano, un bel Rodiano in primo piano. Sono quelle piccole cose che, anche se in un contesto totalmente diverso, almeno personalmente mi fanno sentire a casa. E per Potrebbe quanto essere il gioco migliore dai tempi dell'insurrezione, eh?
Attenzione. Nel 2024 quando uscirà. Sì. E quando si troveranno anche le PlayStation 5 ovviamente. Per quanto riguarda il formato, uhm, non c cioè credo che, cioè alla fine, cioè Star Wars si muove su dei binari ben definiti e più di tanto non si può uscire da questi binari. Poi magari ho anche una visione un po' ristretta della cosa, non riesco a pensare oltre, penso ad esempio alle avventure in VR, cose che sono magari molto più innovative e che secondo me anche per un problema di diffusione non possono essere un modo con cui portare avanti il franchise sicuramente. Magari qualche cosa di minore come sta avvenendo adesso, però non penso che Star Wars possa discostarsi ovviamente dall'audiovisivo e poi, da fumetti e libri che comunque costituiscono anche un po' come dire, le fondamenta della lore, ecco, no, poi quello che tutti vedono sono le punte dei grattacieli bellissime, però comunque il fatto che poi si costruisca tutt'attorno e si costruisca, come dire, un quartiere attorno a questi grattacieli permetta di vivere la galassia proprio grazie a libri e fumetti. Quindi secondo me però appunto, magari anche perché non ho la prospettiva su, boh, determinati altri media, non è lo strumento adatto. Soprattutto, se penso a dei media che nascono con delle radici culturali molto diverse da quelle da cui Star Wars è nato. Banalmente, il romanzo canonico dell'Alta Repubblica cinese, pubblicato a puntate su un sito cinese, con la forma dei romanzi online che vanno di dei racconti online che vanno di moda in Cina. Come questa cosa può essere appetibile a un pubblico diverso? Cioè secondo me non possiamo, mhmm, pensare che questo possa essere, cioè non è maniera sostenibile di innovare, non è una maniera anche rispettosa dei fan, cioè, questo è È una un sconfitta, ti pieghi a esatto, ti pieghi a delle alle esigenze, necessità. a delle necessità commerciali, senza poi io vorrei sapere quante visualizzazioni uniche ha fatto il sito con cioè le singole pagine dei racconti di quella lì dell'Alta Repubblica in cinese. Ne avrà fatte più Reddit con la traduzione in inglese, secondo me. Però, questo è un altro discorso. E con i manga o con gli anime, secondo me ci possono essere delle buone soluzioni, però, secondo me rimangono molto confinate, come possibilità e come respiro. Per i what if, sinceramente non, cioè sono contento che Visions sia stato un esperimento non what if, cioè nel senso, da un certo punto di vista è un what if, ma è più un decliniamo Star Wars in una maniera un po' più personale. Una cosa alla What If della Marvel, per fare un riferimento, uscita quest'anno, la serie animata, di Star Wars non l'avrei sopportata, perché mi sembrerebbe un po' uno spreco di produzione. Cioè il What If per me è un divertissement, non ci sono universi alternativi, non c'è non lo leggo, mi fa piacere, lo vedo, ma è una roba molto passeggera, cioè non è una cosa su cui concentrerei gli sforzi produttivi. Cioè, secondo me non puoi innovare Star Wars con i what if, perché alla fine il what if non sarà mai un'innovazione, sarà il cambiare le carte in tavola, ma non stai davvero innovando. Stai semplicemente, no, mescolando le carte, facendo i cattivi buoni, i buoni cattivi, ma non cosa puoi dire di più? Ti stai basando su tutte cose che ci sono già e stai semplicemente mescolando le cose. Quindi io una roba davvero alla what if non l'avrei molto sopportata. Visions non mi ha fatto impazzire, ma alcuni corti mi sono piaciuti molto, ma proprio per come perché riuscivano a essere molto Star Wars, cioè innovavano perché declinavano Star Wars con un sentimento
divertimento, una cultura diversa, e lo facevano comunque in maniera molto rispettosa dell'estetica, della filosofia della saga. Tutti Uhm, tranne il primo. sì, sì, sì. E niente, quindi questo è un po' come la penso io. Non so sul discorso formati e il discorso what if, tu che cosa ne pensi? No, beh, sul discorso formati, sapete che la sento, ma la sento tanto questa cosa. Tu hai centrato assolutamente il problema parlando di quella che è il reach che hanno, la possibilità a cui uno ha di attingere a queste nuove storie. Francamente io sono una persona che, se potessi distendermi sui binari per cercare di fermare il treno di aberrazioni, quale, vabbè, l'opera in cinese penso che sia veramente proprio una presa in giro nei confronti non solo dei fan, ma anche, nostra, o di chi come me ha comunque la passione di vivere tutte le storie. Quindi, cioè, io voglio sapere tutte le storie, e vedermi preclusa a quella è molto frustrante. Beh, Come questo è colpa tua che non sai il cinese. sì, assolutamente. Forse anche Intanto. colpa che non ci sia neanche un cinese su Reddit che riassuma, invece di tradurre parola per parola, faccia un riassuntone e tutti buoni e contenti. Vabbè. Poi la storia degli altri formati difficilmente raggiungibili. Come hai detto tu, il VR, francamente, la storia di Vader Immortal è bellissima, amplia un sacco la lore di quello che è la fortezza e anche quelle che sono che è la storia del pianeta lavico Mustafar. Non è assolutamente alla porta di tutti, però come sempre ci si arrabatta, c'è YouTube e va bene. La storia audiolibria, quello lì anche secondo me è un altro gravissimo passo falso per quanto riguarda Star Wars, il voler annunciare i romanzi come audiolibri exclusive, e poi 3 settimane dopo ti compare la notifica che è stato confermato in cartaceo. Ma allora, ragazzi, Tempest Runner e Dooku Jedi Lost, francamente a me queste cose fanno uscire dai gangheri. Per quanto riguarda lo sperimentare con qualcosa alla portata di tutti, come può essere appunto romanzi, fumetti, i videogiochi già un po' meno, onestamente, perché comunque serve una spesa non da poco per sostenerli. Come hai detto tu, sì, è qualcosa che si può provare, ma è qualcosa che rimarrà per sempre distaccato. Cioè, Star Wars ha dei binari molto fissi che permettono un po' di plasticità, ma effettivamente quelli sono, e quelli secondo me devono rimanere, perché comunque 10, 20, 30 anni siamo abituati a quello. Per quanto riguarda invece i what if, a me Ah, personalmente. ti interrompo un Mhm. attimo, che comunque non abbiamo parlato della modalità di fruizione di storie e avventure del futuro, cioè Fortnite. Sì, esatto. Che già, che Però quello è free to ricordiamo, play, quindi che ricordiamo Star Wars ha già vissuto, perché il messaggio dell'imperatore di episodio 9, che non si sente in episodio 9, ma si sente soltanto su Fortnite, è no, comunque. no, non c'è solo su Fortnite, o è anche sui segreti dei Sith. Una Adesso è anche meraviglia, sui segreti meraviglia. dei Sith, ma prima era soltanto su Fortnite. Veramente. E quello era davvero il futuro. Cioè, adesso Sì, parliamo sì, di metaverso, ma voglio dire, quello era, cioè, Star Wars ricord innova come sempre. ricordiamo Manuel D'Impira che era impazzito quando ha scoperto, quando sta uscita sta cosa non ci credevamo. Peggio di quello solo il Burger King che spoilerava tutto episodio 9. Leggendario. E sì, io sono un fanatico dei what if. Come dici tu giustamente, mi dispiacerebbe vedere, tra virgolette, risorse importanti, quello che è l'audiovisivo, sottratte, diciamo, a un prodotto, possiamo dire, comunque canonico. Però funziona molto per quanto riguarda il mondo del cartaceo, francamente, soprattutto i fumetti, ovviamente, perché deve accompagnarsi comunque questo cambiamento. Una cosa è narrarlo, una cosa è narrarlo con le immagini. E secondo me, io se avessi i soldi per una startup o qualunque cosa, giuro che svilupperei cosa che secondo me sicuramente avverrà con le tecnologie artificiali, con l'intelligenza artificiali, e passato il problema dei diritti, una sorta di possibilità. Chi mai non avrebbe voluto cambiare alcune parti di un film o comunque di una serie TV? Una sorta di tecnologia che permetta di cambiare certi punti. Ci siamo chiesti quante volte se fosse questo, se questo fosse stato diverso, se questo fosse stato altrimenti.
Secondo me, il what if ha il suo fascino, cioè ce lo siamo chiesti tutti. Un giorno avremo la possibilità di fare il nostro Infinità di Star Wars, sono sicuro che verrà sviluppato un applicativo perché ognuno si faccia le sue vere guerre stellari, finalmente, così nessuno romperà le palle al prossimo. Però gli esperimenti di infinità o anche semplicemente i racconti, che sono storie che sono lì in una sorta di limbo, che possono essere come non possono essere, in alcuni casi è più chiaro, in alcuni casi non lo è, sono sicuramente, opere a cui dare, secondo me, sostegno, perché ci permettono di dare quella libertà creativa che agli autori solitamente è preclusa. Perché diciamo, gli autori, per quanto possano inventare, hanno dei binari prestabiliti, tranne appunto i filmmaker, i registi, con quanto riguarda la sequel, che loro praticamente hanno potuto fare quello che volevano. Diciamo, per le opere cartacee ci sono delle regole. Ovviamente sto scherzando, sto esagerando, però il fatto di poter appunto sperimentare liberamente permette di dare quella freschezza che magari in opere più rigide, ecco, non c'è o manca. Quindi per me i what if sono sempre da promuovere, ecco. E poi ci sono anche tipo i bellissimi libri game, ad esempio, che sono, se ci pensi, una sorta di what if, cioè hai dei Cavan Scott. dubbi esatto, e anche per quelli dobbiamo ringraziare Cavan Scott, come sempre. Tranne per i 2 che sono solo in formato, non ho mai capito come funzionino i Choose Your Destiny solo per, audiolibro, quindi non ho forse con Alexa gli dai i comandi e decidi, però esistono 2 Bellissimo. che sono solo per appunto in formato, ehm, Ah, digitale, non okay. Proverò a giocarli in macchina. deragliato, Esatto. guardrail. Va bene. Allora intanto, raccogliamo ancora qualche domanda e mentre, ci avviamo a raccontarvi quali saranno le uscite del mese di dicembre e, ovviamente anche quindi poi anche gli argomenti della prossima diretta. Per cui se avete domande scrivetele adesso che poi le recuperiamo, perché intanto vi ricordo che, il 2 dicembre è uscito finalmente il quinto volume della collana Star Wars Classic, intitolato Inseguiti dall'Impero. Questo è, praticamente la seconda e ultima parte dell'adattamento a fumetti dell'Impero colpisce ancora e, continua un po' la collana che è composta da, 12 volumi. Sono tutti delle ristampe della serie, Marvel originale del 1977 con questa nuova veste grafica, nuove copertine, tutto super pop, e vintage. Una collana super consigliata, io li sto prendendo tutti in realtà, perché è davvero una bellissima, bellissima edizione. Piccola tirata d'orecchie, perché Mh-mh. inseguiti dall'Impero forse è stato fatto qualche rimaneggiamento dei numeri, perché ricordiamo che i 12 titoli erano già presenti nel primissimo volume, che è uscito praticamente un anno fa ormai. Inseguiti dall'Impero è il penultimo numero contenuto nel volume 4. Quindi diciamo che ogni volume della collana Classic ha il titolo di uno dei numeri al suo interno. Caso particolare sarà questo perché Inseguiti dall'Impero non sarà presente nel quinto volume, ma è un numero presente nel precedente. Mh-mh. Mentre invece, il 9 dicembre è uscito lo spillato Star Wars 10, che appunto contiene Star Wars 2020 numero 10 e Darth Vader, 2020 numero 10, quindi il solito spillatino che trovate sia in edicola che in fumetteria al costo di 5 €. Venendo alle uscite di questa settimana, l'abbiamo già detto qualche minuto fa, giovedì uscirà Dottoressa Aphra volume 2, Il motore perduto, una nuova avventura in cui vediamo la dottoressa Aphra insieme a Sana Starros alla ricerca di un motore proveniente dall'epoca dell'Alta Repubblica. Sappiamo che Aphra e Sana hanno un passato in cui c'è stato del tenero tra di loro, per cui dovranno tornare a lavorare insieme per, come dire, recuperare questo motore perduto e sfuggire anche alla potentissima Domina Tagge, che invece è alle calcagna di Afra.
Uscirà poi l'8º spillato dell'Alta Repubblica, che vedrà anche la comparsa a fumetti di Orla Jareni, la cercavia Jedi che abbiamo conosciuto in l'Alta Repubblica nell'oscurità. E poi, e così mi ricollego anche alla domanda di Riccardo, uscirà il primo volume della collana Epic dedicato a Tempi Oscuri, che è la serie a fumetti che essenzialmente prosegue un po' le vicende di Star Wars Republic, andando a avventurarsi nel periodo successivo a episodio 3. Se tu vuoi aggiungere qualcosa magari su Tempi Oscuri, che sei il cultore della collana Epic, io ho tutto i 100% per cui non lo comprerò, però No, beh sì, diciamo che Tempi Oscuri è una di quelle che io identifico come le 4 maxi serie portanti della Dark Horse post 2000, quindi abbiamo Republic o Repubblica, abbiamo Tempi Oscuri, Eredità e Cavaliere della KOTOR. Vecchia Repubblica, esatto. Abbiamo, secondo me è molto valida, non è la migliore perché comunque Republic e Eredità sono migliori, però francamente anche qua il livello è molto molto elevato, consigliatissimo. Il formato Epic, ragazzi, secondo me è il perfetto bilanciamento. Se avete in casa dei DC Library, sono praticamente le stesse misure, sono quel misto tra omnibus e cartonato, quindi misure abbastanza contenute per dei volumi che hanno tutto sommato 300-400 pagine. Il prezzo è onestissimo per quanto riguarda il contenuto, è come se li compraste singoli col prezzo di qualche anno fa, considerando che erano in 100%, quindi in copertina flessibile. Lo consiglio assolutamente. Saranno 3 volumi, guardando il contenuto del primo, vado ipotizzando, e vi segnalo che se anche avete la 100%, questa edizione è più completa, perché questa contiene i 2 numeri di Republic che erano originariamente contenuti nel volume Purga o Scacco Matto, quelli finali delle guerre dei Purga, cloni, insomma, Purga. ok? Che sono praticamente l'antefatto a Tempi Oscuri. Quindi se avete la serie in 100%, questo volume ha anche i due, diciamo, i due storie singole, i 2 numeri di Republic che fanno comunque parte dell'arco Tempi Oscuri. Quindi domani vedremo un'impennata di 100% in vendita su eBay, perché appunto io farò il cambio, perché appunto ho scoperto, sapevo che c'era questa cosa che mancava, ora che ho l'occasione di averla completa, farò assolutamente il cambio di formato, sì. Anche perché No. speriamo in qualche correzione. No, io avevo Republic completa e poi ho preso tutto Tempi Oscuri e quindi in realtà non ne ho bisogno. Però invece ad esempio KOTOR lo sto prendendo Io perché con gli non ce l'avevo omnibus completo. invece non avevo, forse non c'erano quelle. No, No, erano non c'era. Republic, quindi c'erano. No, esatto. E Riccardo chiede Legends vero? Sì, 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 Legends c'è tutta la collana Epic, a parte il Darth Maul, il primo volume, tutta Legends, e c'è comunque sempre il banner in copertina, nel caso non fosse chiaro. Poi, da un certo punto di vista in realtà mi sa che è stato spostato a gennaio definitivamente, per cui lo salutiamo, ciao, da un certo punto di vista. Non si sa quando. Purtroppo questo Spostato. mese saltano i romanzi, ragazzi. Mi sa improbabile che il 23 esca un romanzo così. Dovrebbe Tradimento invece ormai tardi. dovrebbe uscire Miti e Favole però, È teoricamente. sparito, sparito. È sparito? Completamente? E Sul sito Panini allora non c'è mai stato, ma e quindi insomma manca una settimana. ma è Difficile su anche far uscire un regalo da strenne, diciamo, comunque un regalo abbastanza per è tutti il vero. 23 di Pensa dicembre, su effettivamente. ebook è ancora segnato che esce il 16. Metti Su che ebook esce metti che esce e no. sai quando Tra l'altro non esce e era non c'è neanche sul sito Panini? aggiornato, c'erano comunque altre cose su ebook che mi pareva non fossero aggiornate, No, avevo infatti controllato 2 o 3 no, mesi fa. Raghi che è il nostro la mente ossessionata dal calendario dice che Miti e Favole esce a gennaio. Dacci le Ehm quote. Però dovrebbe uscire La flagellazione di Shutorun, il 11° volume della serie Star Wars 2015, che contiene appunto gli spillati dal 62 al 67, gli spillati americani dal 62 al 67. Se avete già fatto la serie in spillato è una ristampa, però dovrebbe appunto uscire anche questo 11° volume, mentre ci si avvia un po' verso la fine di questa Star Wars 2015, Grazie al cielo. almeno in formato brossurato.
Quindi queste saranno le uscite del mese di dicembre. L'appuntamento con Archivio Jedi sarà come sempre il secondo lunedì di gennaio, quindi del mese, e sarà quindi lunedì 10 gennaio, per cui carichi, dopo le feste, avrete letto tutto e potremo parlare tranquillamente di tutti questi bei fumetti e probabilmente nessun romanzo in uscita questo mese. Ne approfitto, c'è ancora una domanda di Riccardo. I brustolati di Star Wars da Avete 2020 da quanto numeri saranno composti? No, non si sa nulla perché le serie sono ancora in corso negli Stati Uniti, quindi non essendo complete non possiamo, cioè non sappiamo quanti volumi saranno. Almeno 4, ma direi anche sicuramente 5, almeno. Dipende da quanto andranno avanti le serie. Sicuramente 4. Sì, sicuramente 4 e poi vedremo. Io credo che staranno entro i 6 volumi, perché ho il sospetto che allora, se War of the Bounty Hunter è il terzo volume, se non sbaglio, Mhm. di ogni serie, Crimson Reign dovrebbe essere anche questa un crossover e dovrebbe essere il quarto volume di ogni serie e poi dovrebbe esserci The Hidden Empire che sarà il terzo capitolo, no, della trilogia di Kira essenzialmente, che sarà quindi essenzialmente questo terzo crossover dovrebbe essere il quinto volume. A quel punto arriveremo intorno a fine 2022 e vedremo che cosa succederà. Io mi aspetto non più di un ultimo arco narrativo conclusivo, perché comunque il periodo di tempo tra episodio 5 e episodio 6 non è così ampio, per cui vedere di nuovo 12 volumi, 14 volumi, quanti saranno, non mi piacerebbe molto. Quindi io spero che stiano sui 5, 6. Però questa è una mia supposizione, ecco, non è niente di solido. Io spero che finiscano con i crossover, cioè che li tengano a parte, che non spezzettino i numeri di ogni serie, E perché si invece? pensa e invece sì, preferirei che lo facessero a parte e basta, cioè che esce solo come tale, non è che il numero 4 di ogni serie è quello, perché sennò se fossi Panini imbraccerei un blaster e andrei nella sede del publishing, cioè di Marvel. Andare Allucinante. a casa di Charles Soule proprio, Sì, sì, direttamente. smetti di scrivere. Va bene, direi che abbiamo detto tutto per questa diretta. Io ringrazio tutti voi spettatori che ci avete seguito in questa serata e come sempre Archivio Jedi appunto torna il mese prossimo, ma non disperate e qua rubo un po' il palcoscenico a Deboz, però mi sembra in realtà la sede e il momento giusto per dirlo. Non disperate se amate le nostre live, perché se vi è piaciuto Archivio Jedi vi piacerà anche Sundari Nights Live, perché torneremo con una seconda stagione per commentare la serie The Book of Boba Fett che appunto uscirà a partire dal 29 dicembre a cena con A cena dai Fett, cioè ragazzi io la chiamerò per sempre così. E quindi sì, torneremo con Sundaria Nights Live, che quindi rimane la nostra serie di dirette che commenta il Mandoverse essenzialmente. La seconda stagione appunto si occuperà di The Book of Boba Fett, abbiamo già la sigla pronta e le dirette saranno di venerdì sera, a parte la prima che sarà il giovedì, anche perché venerdì sera è il 31 dicembre, per cui non credo che vorrete passare il Capodanno a vedere la nostra live, probabilmente noi non vogliamo neanche passare il Capodanno a fare la live, per cui ne parliamo il giorno prima e siamo tutti contenti. Vi daremo poi maggiori informazioni ovviamente anche sugli ospiti che ci accompagneranno un po' durante tutte queste serate, nella tradizione delle nostre dirette, no? Con un ospite diverso ogni puntata. Stiamo lavorando appunto in queste settimane per organizzare tutto, però state tranquilli che tra fine dicembre, ma soprattutto a gennaio e febbraio ci sarà Sundari Nights Live a tenervi compagnia, come sempre qui su YouTube in diretta e anche sotto forma di podcast. Adoro, grazie. A questo punto chiudiamo qui questa diretta. Io vi ringrazio ancora tutti per
per averci seguito e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao a tutti. Ciao a tutti e grazie.